Benvenuti alla lezione di lettura e repertorio numero 2. E allora apriamo il nostro manuale alla terza sezione del manuale, quindi alla sezione lettura e repertorio, e riponete davanti ai vostri occhi l'esercizio di lettura numero 1, proprio il primo esercizio. Vi ricordate l'altra lezione, io vi ho illustrato come studiare a mani separate, poi mani unite, quindi come contare le prime 4 battute. Bene, adesso facciamo una verifica, prima di proseguire con l'esercizio numero 2, facciamo una verifica dell'esecuzione, quindi potete seguire, insomma, l'esercizio sul manuale e magari osservare il vostro monitor e anche ad orecchio seguire se l'esecuzione che avete svolto è sufficiente ed è buona. Useremo il metronomo a una velocità così media che poi potreste anche variare e fare più veloce. Allora, ascoltiamo. E allora metronomo con un tempo quaternario a 100 quindi metrico ogni 4. 1, 2, 3, 4. Bene, in questo modo avete potuto confrontare l'esecuzione con il vostro studio. Volevo solo farvi notare come io ho applicato la tecnica, quindi avendo fatto ormai tutta la pagina della tecnica, abbiamo cercato di applicare anche la tecnica su questo esercizio. Il numero 1, così come è scritto anche sul libro, potete leggerlo, il numero 1 di questo esercizio si basa sull'uso delle stesse dita contemporanee, quindi è più facile applicarvi alle articolazioni. Invece il numero 2, che adesso andiamo ad analizzare, abbiamo delle figure differenti, anche delle dita che si usano in maniera differente, cioè mentre la mano destra ha l'indice, la mano sinistra ha il medio, quindi. Allora, come prima, andiamo a vedere le prime 4 battute a mani separate. Allora possiamo osservare quindi la prima battuta, abbiamo 2 minime, tempo 4 quarti, quindi il Do e il Mi, quindi caduta sul Do e contare 2 movimenti, 1 e 2, poi il Mi, articolazione in 3 dita, altra minima 3 e 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Seconda battuta abbiamo il Sol, quindi è una semibreve, tutti e 4 i movimenti, quindi dal Mi articolazione di tutte le dita del dito anulare insieme al minimo, personale minimo. Quindi Sol semibreve 1, 2, 3 e 4. Poi abbiamo terza battuta Re e Fa, sempre 2 minime, quindi 1, 2, 3 e 4. E poi ancora Sol 1, 2, 3 e 4. Suoniamo adesso più regolarmente a tempo queste 4 battute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passiamo alla mano sinistra. La posizione delle note quindi è la stessa di nuovo, quindi erano Do, Re, Mi, Fa, Sol per la mano destra e Sol, Fa, Mi, Re, Do dal pollice al minimo per la mano sinistra. Quindi come si vede in chiave di basso numero 2, anche in questo caso si comincia con il pollice della mano sinistra, quindi Sol caduta, è una semibreve, quindi 4 quarti, 1, 2, 3 e 4. Poi abbiamo Mi e Sol, 2 minime, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi abbiamo Fa semibreve la terza battuta con l'indice, che bisogna articolare da solo, 1, 2, 3 e 4. Poi abbiamo Re e Fa, quindi Re minima, 1, 2, Fa 3 e 4, altra minima. Quindi suoniamo a tempo regolarmente queste 4 battute.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, eccetera, l'altro proseguimento. Quindi regolarmente adesso io metto sul pianoforte tutte e due le mani, però inizio a vedere ancora, unendole quindi, un'esecuzione senza tempo, quindi mi controllo un attimo le durate. E allora insieme ci sono il Do e il Sol, Do a destra e Sol a sinistra, quindi 1, 2, 3 e 4 c'è il Mi della mano destra, mentre il Sol della sinistra tiene ancora premuto il tasto. Seconda battuta, Sol a destra, Mi a sinistra, 1, 2, 3 e 4. Poi ancora, terza battuta, Re e Fa insieme, 1, 2, mentre 3 e 4 solo il Fa della mano destra. Quarta battuta, Sol a destra, Re a sinistra, 1, 2, 3 e 4 e mi fermo. Quindi ho dato un'occhiata ai tempi, ma senza la regolarità del tempo, come diciamo, senza rispettare come se non ci fosse, cioè non c'è il metronomo, quindi vado fuori tempo, insomma, ecco. Adesso invece cerco di realizzare a tempo. Quindi conto lentamente, in maniera regolare, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e quindi inizio pian pianino a costruire giorno dopo giorno nell'arco di una settimana la lettura di quest'altro esercizio, dell'esercizio numero 2. Diciamo che volutamente non vi mostro i tasti per non farvi aiutare l'esecuzione. È un esercizio di lettura, quindi sarebbe inutile farlo o ad orecchio o a memoria. Non dovete fare a memoria questa esecuzione. Dovete leggere sul pentagramma ed eseguire, perché la vostra lettura man mano possa diventare sempre più pratica, sempre più rapida. In effetti ci sono 3 esercizi di lettura, quindi, e poi ci sono già 2 brani musicali come avete potuto vedere sfogliando il libro, quindi questo è un po' un concentrato di vari esercizi di lettura che i libri accademici propongono prima di iniziare a suonare, per cui qua potete proprio stare tranquilli, 4 battute alla volta, starci pure 2 o 3 giorni, prima a mani separate, poi a mani unite, accelerando molto molto gradualmente. Quindi diciamo che questo è il modo da proseguire. Avendo dita da suonare però differenti tra le due mani, dovete stare ancora più attenti ad articolare bene, quindi applicare bene la tecnica. Proseguite così con 4 battute alla volta e poi per tutto l'esercizio, dall'inizio alla fine, mettendo insieme i 4 pezzetti che avete sistemato ognuno alla volta. Cioè vi consiglio di studiare 4 battute alla volta, al giorno, ogni 2 giorni, e poi soltanto quando le avete viste bene, quindi avete diviso questi 2 righi in 2 gruppetti ciascuno, per cui avere 2 sopra e 2 sotto sono 4 gruppi da 4 battute, e seguire tutto di seguito. Anche per questa lezione faremo così, cioè che dalla prossima vi farò ascoltare l'esecuzione del numero 2 e poi passeremo all'esecuzione, allo studio del numero 3. Non mi resta quindi che augurarvi un buono studio, armatevi di buona pazienza, non pensate di avere fretta, questa è una cosa con calma, non a orecchio e non a memoria. Leggere, leggere, suonare e contare. E così pian piano la vostra lettura vedrete che farà dei passi avanti. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla lezione di lettura e repertorio numero 3. Ciao e buona musica!